Buonasera, ben ritrovati da Marco Angileri, benvenuti a F Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport su Telefriuli, una puntata dedicata alla Cividale Castelmonte, gara internazionale automobilistica di velocità in salita. Assieme a noi ci sarà Andrea Crivellaro, Carlo Zinutti e Nicola Crivellaro, ma prima partiamo con le notizie dello scorso fine settimana e parliamo di enduro. Epilogo per il campionato italiano Under 23 Senior di Enduro disputatosi sabato 17 settembre nell'ultima trasferta stagionale in Umbria, nel comune di Piediluco, uno dei borghi più belli d'Italia. La gara organizzata dal Motoclub Racing Terni ha predisposto un percorso di 40 km da ripetersi 3 volte con all'interno una enduro test lunga 5 km e un cross test di circa 4 km nelle immediate vicinanze del paddock. Da sottolineare l'annullamento della settima speciale a causa di un violento temporale che ha reso impraticabile il terreno. Il giovane pilota friulano Thomas Bastiani, portacolori del Motoclub Manzano, nella classe cadetti 125, termina la gara umbra in terza posizione, in sella alla Fantic del Team Specia, chiudendo la sua stagione in campionato sul terzo gradino finale del podio tricolore della cadetti, nella sua stagione da debuttante nell'enduro. Bastiani nelle 6 speciali disputate ha ottenuto una seconda posizione e 5 volte il terzo miglior crono. Il Team Specia raccoglie un'altra bella soddisfazione con la conquista del titolo tricolore in classe 250 con il pilota veneto Roberto Da Canal su Honda Red Moto, un pilota che in passato ha difeso i colori del Motoclub Manzano. 1 di ottobre il ritorno della Cividale Castelmonte, la classica di fine stagione per quanto riguarda la velocità in salita. Ne parliamo assieme ad Andrea Crivellaro, pilota che la conosce molto bene, della scuderia che poi organizza l'evento, una gara che gli ha dato in passato belle soddisfazioni. Sì, è una gara che a me piace particolarmente, è forse la gara che ho più partecipazioni nella mia carriera di pilota. Ho comunque sempre corso con macchine diciamo medio-piccole, prima con la 106 1300, poi con la 205 rally e negli ultimi 15 anni con la 106 1600 16 valvole. La prima volta che ho vinto la classe era il 2000 con la 106 1300 e poi ho fatto altri primi, secondi o terzi di classe negli ultimi 7 anni, diciamo così. Passano gli anni ma c'è sempre più concorrenza anche nella tua classe. È una bella classe, la 1600 di gruppo N o Prodes come vogliamo chiamarla. Diciamo, tutte le gare normalmente meno di 10 partenti non ci sono, ma abbiamo avuto anche 20-25 macchine in classe, quindi è molto combattuta. È una bella classe anche a livello di persone, di piloti, insomma, noi siamo anche parecchio in amicizia alla fine, quindi ci si sta prima e dopo la gara, ci si confronta, ci si parla. Poi Cividale comunque è sempre un bel percorso, guidato, veloce, stretto, non bisogna commettere errori ed è una gara che mi piace. Insomma. Poi quest'anno purtroppo anche avendo le defezioni prima di Verzenis, poi di Pedavena, alla fine al momento abbiamo fatto solo 2 gare, questa sarebbe la terza. Insomma. Poi sei partito bene in Valle Camonica, una gara molto impegnativa anche quella, hai fatto subito vedere diciamo che non sei ancora troppo vecchio per questa specialità. Val Camonica, allora, l'avevo comunque imparata parecchio con il camera car dell'amico Giovanni Regis, poi con lui personalmente sul percorso me l'ha spiegata molto bene. Ed è veramente anche lì un bel percorso, molto guidato e veloce nella parte bassa, velocissimo nella parte alta e è venuto fuori un bel risultato alla fine. Poi abbiamo fatto il Nevegal è una gara che anche lì conosco molto bene, la facciamo da parecchi anni, però lì la 106 purtroppo è in deficit rispetto alle Honda. Da più motore, soprattutto le ripartenze, loro hanno una rapportatura diversa, hanno una prima molto lunga e riescono a uscire dai tornanti e quindi dalle ripartenze molto più forte. Ricordiamo che queste sono derivate da serie, perciò le modifiche devono essere limitate. Sì, le modifiche sono limitate, il cambio è libero, ma sono sempre comunque dei rapporti omologati dalla casa.
Il motore hanno delle piccole preparazioni come l'assetto e tutte queste cose qua, però comunque sono macchine che derivano dalla serie. C'è stata la novità per alcuni piloti non positiva del fatto di una nuova chicane di rallentamento, proprio novità di questi giorni. Il tuo pensiero da pilota? Sì, è una novità di ieri questa, è un pensiero che non condivido le chicane. Allora, principalmente Cividale ne aveva già 3, 2 le potevo già giustificare, già l'ultima di alcuni anni fa non era assolutamente ammissibile, questa poi. Io dico che le gare di velocità in salita, parlano da sole, velocità. Se dobbiamo fare gli slalom, andiamo a fare lo slalom, che è un'altra bellissima disciplina, ma è un'altra cosa. C'è stata poi la mancanza anche di un'altra gara, la Verzenis e la Chianzutan, perciò ci sarà per molti piloti della nostra regione ancora più determinazione nell'andare ad affrontare la Cividale Castelmonte. Spero di sì, insomma, anche l'ultima gara della stagione di tutto il centro-nord, io spero in una bella partecipazione, speriamo anche in un meteo clemente, e lì è un peccato la Verzenis veramente, perché a parte che la gara di casa nostra ha sempre un suo fascino, e quindi dispiace molto non averla fatta. Spero che risolvano i problemi il prossimo anno e di rifarla, insomma, ecco. Nonostante tutto poi la Red White continua tra tante difficoltà a presentare sempre una gara di un profilo alto sotto l'aspetto generale. È certo che Cividale è un luogo magico per alcuni sotto l'aspetto storico in generale. Infatti io ammiro parecchio gli sforzi della famiglia Zamparotti, perché mantenere una gara in salita con le regole assurde di oggi, con i problemi economici e tutto il resto, non è così facile. Io mi auguro, correndo anche per loro, che riescano ad andare avanti bene, e anche per la città di Cividale, che comunque è una città bellissima, con la sua storicità, con il suo bel centro storico, che insomma merita anche un weekend di turismo, ecco. Ci sarà anche Carlo Zinuti alla Cividale Castelmonte, tra l'altro adesso con i colori di Red White. Un tuo pensiero su quello che sarà una gara di casa tanto attesa? Una gara che anche a me piace molto, perché è una gara che si addice al mio stile di guida, perché diciamo assomiglia a una prova speciale. Abbiamo anche delle discese, adesso solo l'ultima diatriba che non so se farla col 205 o col 106. Vediamo come riesco a riparare la vettura e dopo deciderò, insomma. Però è una gara molto tecnica, molto veloce, dopo dove io ho iniziato a fare la mia breve carriera di salitaro, così diciamo, no? Tu chiaramente, lo hai detto un attimo fa, si addice alle tue caratteristiche, perché certamente ti esprimi molto bene nei rally, lo stai continuando a fare. È chiaro che è particolare perché è stretta, è tortuosa, lo dicevi un attimo fa, assomiglia a una prova speciale di rally, perciò diventa tutto un po' più particolare e complicato per alcuni che magari non sono abituati a una salita come questa e corrono normalmente delle gare diciamo più fluide in salita. Sì, anche questa gara qui io ho partecipato col 106, e quando l'asfalto diciamo diventa viscido, che ci sono un po' di gocce di pioggia, la mia macchina diciamo è un po' più performante delle macchine da salita, perché riesco a regolare l'assetto e abbiamo anche dei pneumatici che ci permettono di esprimere il meglio nella salita. Quello è un gruppo A, perciò ha già delle caratteristiche che ti permettono di avere più prestazioni. Sì, è una 106 gruppo A e riesco a fare delle regolazioni anche a livello di assetto abbastanza veloci, e poi una macchina non è di serie, non deriva dalla serie, ma è già una macchina molto più preparata, è molto più reattiva e molto più diciamo performante come macchina da corsa. Alle tue spalle è un 205, un bel pezzo di storia dei rally, perciò ci sarà fino all'ultimo questo punto di domanda per te tra la scelta tra uno e l'altra vettura per schierare alla Cividale. Sì, questa 205 qui è la mia prima macchina da corsa, che ho iniziato appunto come salitaro facendo la Verzenis, facendo Castelmonte, e adesso devo decidere appunto se riesco a riparare la 106, perché c'è una sfida in corso e mi piacerebbe farla con la 106, insomma. La sfida con chi è? Con Mancini e Bomartini. Due che però sono più piloti da salita rispetto ai rally che solitamente tu affronti.
Sì, loro sono veloci, hanno delle macchine appunto preparate per la salita, ma io sono fiducioso sulla pioggia. Si è parlato di pioggia, perciò chiaramente già lasci intendere il fatto che le caratteristiche nel caso di bagnato sarebbero per te ideale. Sì, la macchina si addice sul bagnato perché riesco appunto a fare delle regolazioni e poi anche sul bagnato a me piace correre, insomma, riesco a esprimermi meglio. Ci si attende anche una gran bella festa di sport alla Cividale dopo la mancanza della Verzenis e la Chianzutan, c'è tanta attesa e soprattutto ci sono così anche degli outsider che magari si butteranno dentro, nel senso di andare magari a fare esperienza, realisti che magari ogni tanto arrivano anche in salita, c'è un po' di tutto in pratica. Sì, appunto è una sfida aperta a tutti, appunto per questo, ripeto, sono fiducioso anche se gli anni passati con la mia macchina, montando delle gomme slick e facendo certe tarature, sono stato molto molto vicino ai due protagonisti, insomma. Abbiamo chiuso al terzo posto, però sulla Maggia che era metà bagnata e umida ho fatto un secondo tempo, insomma, molto contento. Tornando ai rally, una delle cose belle è vederti correre assieme a tue figlie. Sì, quest'anno ho corso con Beatrice, la bimba più piccola, insomma. Bimba, insomma. Sì, bimba, insomma. Sono stato molto contento perché è stata molto brava, perché correre con una macchina gruppo A è un po' più complicato che correre con una macchina di serie, perché la velocità è un po' più alta e quindi le note devono essere più veloci, più cadenti, insomma. È stata molto brava, peccato, abbiamo fatto un secondo posto alla Rally della Carnia, sono molto contento perché il concorrente è molto giovane e anche molto veloce. Invece all'Alpe Orientale, che c'era questa sfida aperta, purtroppo ci ha tradito la macchina e abbiamo rotto l'idroguida e abbiamo dovuto ritirarci, però eravamo con un buon passo con i primi, insomma. Diciamo che resterà la 106 in futuro per i rally, la macchina principale con cui correrai, visto anche i risultati di questi anni. Sì, l'obiettivo sarebbe anche di cambiarla, perché diciamo è una macchina che comincia ad avere i suoi anni, i suoi acciacchi, però è sempre una macchina molto prestazionale. Il mio sogno, anche quando le vedevo correre, è realizzare questo sogno e riuscire a guidarla quasi al 100%, è una cosa che mi appaga tanto. Figlio d'arte, esordio all'Alpe del Nevegal per Nicola Crivellaro. Allora, com'è andata la tua prima assoluta nella velocità in salita, nel motorsport in generale? Ma bene, è stata impegnativa come gara, perché comunque partire dal nulla a una gara di fuori casa, non sapendo bene il percorso, è stata impegnativa, però come risultato è anche andato bene, perché comunque non pensavo di arrivare a quel tempo lì, sicuramente dopo la prima manche di prova e la prima manche di gara. Tu sei cresciuto a pane e motori da sempre, ti ho visto nei campi di gara assieme a tuo papà, poi hai vissuto anche in officina da piccolino, perciò a contatto con le macchine da corsa, questo vuol dire averlo nel DNA. Sì, comunque, perché comunque da quando sono piccolo che seguo papà per le gare, oppure comunque siamo sempre andati a vederle, è sempre stata una passione che seguo. E comunque però adesso finalmente dopo un po' di anni sono riuscito a partecipare alla prima gara. Prima gara avevi tutti gli occhi addosso, hai dimostrato dopo un inizio così dove hai preso le misure di poter portare a casa dei tempi interessanti, lo hai detto un attimo fa, è una bella soddisfazione che fa vedere così in futuro magari un pilota che potrà crescere bene. Sì, c'è ancora tanta strada da fare, tanto da perfezionare, però comunque col tempo è venuto fuori, anche perché sì, come ripeto, era un tracciato che non avevo mai provato, e comunque è stata una sfida con me stesso che l'ho superata. Tu poi ci metti anche le mani sulla vettura, fino a che punto riesci magari a farti un po' di assistenza? Ma allora, su questa rossa qua che ho corso al Nevegal, il correrò Cividale, metto poco alla mia mano, ben nell'altra che stiamo facendo su per far rally. E quale sarà questa vettura per il rally?
È sempre un 106 Prodes 1600 che è la vecchia auto di Lenny Zanier che noleggiava. Cioè, è un passaggio questa la velocità in salita, oppure in futuro continuerai sia nella salita che nei rally? Ma spero di continuare entrambe, io ho il pallino dei rally e voglio provare anche quello pian piano, magari portare fuori sia i risultati in salita che nei rally. Gli amici cosa ti hanno detto? Ho visto che esordire poi in una gara come la tua, che hai portato a casa diciamo con un ottimo risultato, è sempre un qualcosa di importante quando sei giovani, soprattutto in questo periodo dove ci vogliono anche sforzi economici. E i miei amici, devo dire che se non ci fossero stati loro a darmi una mano, cioè moralmente, non sarei arrivato qua, perché comunque sono sempre il loro supporto come un messaggio, magari li ho trovati in parte al percorso al Nevegal, mi ha fatto tantissimo piacere. E il pensiero di uno quando parte all'esordio nei primi metri di gara qual è? Quando abbassi la visiera, sei lì concentrato, vedi il semaforo e parti? Ma devo dire che pensavo di essere agitato, invece ero proprio tranquillo e non avevo nessun pensiero per la testa, a parte che portare la macchina in cima, andando su tranquillo senza rischiare niente. Per la prossima stagione perciò ci sarà più rally o ancora tutto da vedere, da fare, da pianificare? Ma per adesso non c'è ancora nessun programma perché la macchina è ancora sui cavalletti e lo sarà ancora per un po'. Però comunque si spera di fare anche qualche rally. Navigatore, hai già un'idea di chi sarà al tuo fianco? Sì, però bisogna vedere tutto perché comunque se magari lo chiama qualcun altro non lo obbligo a venire con me. E invece tornando alla Cividale Castelmonte, è una gara che si addice, lo dicevamo anche con tuo papà, anche per uno che ha caratteristiche da realista, perciò può essere anche una prova generale per una futura prova speciale. Sì, io sono andato a provarla con mio papà per vedere il percorso perché l'avevo fatto una volta, ho guardato una volta in camera car giusto per un'infarinatura, però mi fa paura come gara perché è un po', cioè io la discesa per esempio a me non piace, devo farmela piacere perché nei rally comunque ci sarà, però non piace e quindi prenderò le misure con calma. Ok, parliamo della mia sfrenata passione per i motorini da corsa, da velocità. Usciti a cavallo degli anni 65 fino al 75. È una storia prettamente italiana perché questi motorini così super sportivi non li hanno costruiti in nessun'altra parte del mondo. Qui abbiamo un esemplare bellissimo di Mustang veloce. A me non piaceva esattamente questo modello qui, c'era il modello SS, che è Super Sport chiamato, che a differenza di questo era molto simile, però aveva un serbatoio molto alto, un serbatoio così, con la caratteristica di avere due tappi, uno per la benzina e uno per il contachilometri, ma questo qui era il veloce, praticamente quello che è venuto fuori un attimino dopo. Nel 65 era venuto fuori l'SS e questo è venuto fuori a cavallo degli anni del 68. Veloce ha il nome con sé, no? Perciò era il motorino che al tempo era più veloce in assoluto. Se voi pensate che questo motorino qui di serie faceva quasi 100 all'ora, sorpassava tutte le Vespe e le Lambretta e dava la paga a molte 125 del tempo. Cercavo questo Italjet, l'ho cercato per anni, non riuscivo mai a trovarlo, finché a un certo punto ho incontrato questo qui, a una mostra a Reggio Emilia. A un certo punto ho detto no, Italjet è mio. Naturalmente trattative, eccetera, un signore di Torino, fatto sta che, ok, accordato, poi mi arriva, ed è rimasto là, era da restaurare chiaramente, finché a un certo punto, un giorno, sono al raduno del Bernardia e vedo un Italjet uguale a questo parcheggiato lì, quasi senza cavalletto sul marciapiede. Ho detto, chi è quel folle che va in giro a un raduno d'inverno col cinquantino? Faccio una ricerca, a un certo punto mi dicono, guarda che è Giorgio Sialino. E chi è? È un giornalista che... Ah, ho capito. Insomma, fatto sta che ci siamo incontrati e mi fa, sì, era il mio motorino che quando ero ragazzino, eccetera,
Ho detto, ho anch'io uno di questi qua. Ma dai, veramente, vengo a trovarti. Senti, fa, lo adoperi? No. Allora, io te lo restauro. Mi prometti che lo adopererai? Certo, ho detto, vabbè. Naturalmente mi ha dato una mano, me l'ha fatto lui, eccetera. E l'anno dopo siamo andati sul Bernardia assieme a altri 3 amici che avevano avuto l'idea uguale di restaurare il motorino della loro adolescenza. E siamo arrivati in 4-5 sul Bernardia, abbiamo catalizzato l'interesse perché questi motorini in mezzo a 3-4 mila moto di tutti i livelli, arrivare con questi microbi, a un certo punto abbiamo imparato che anche con questi motorini si riesce a fare il burnout. Non l'avessimo fatto. Una roba incredibile. Allora, fumerone di quelli perché mi sella al 5-6%. Da lì che è nato Ti do il fumo. Voi non lo sapete, però come mi dà il fumo? Certo, andavano tutti al 6%, un nuvolone dietro incredibile. Di conseguenza abbiamo cominciato a fare questo burnout. No, una roba incredibile. Ed è nata questa, diciamo, ricerca da parte di molti di trovare il motorino 50 sportivo. L'anno dopo eravamo già in 20. Nell'arco di 4-5 anni eravamo un gruppo incredibile e abbiamo pensato di fare il raduno. Ci siamo inventati il raduno Plaino con lo slogan A Plain col cinquantin. Bellissimo, un'idea nuova, di conseguenza ci siamo ritrovati fra quelli che si conosceva, però il tantam su internet, sui media, eccetera, ha cominciato a far arrivare gente da ogni dove. Vi posso garantire che quest'anno è stato il 12° anno che facciamo raduno, ma abbiamo raggiunto 150 presenze arrivate da Olanda, Austria, Napoli, Roma, Torino, da mezza Italia, dalla Slovenia, non so dire da dove sono capitati per venire a questo raduno. Cos'è successo? Nel frattempo, nel 2013, la Italjet, produttrice di questo motorino, ha voluto fare l'anniversario della nascita della Italjet, 50 anni. Ci hanno invitato perché, conoscendo questo lì, ci siamo messi in contatto e ci hanno invitato a questo raduno a Forlì. Siamo partiti in 10 con l'Italjet, li abbiamo messi in mezzo ad altri Italjet, perciò tutta la produzione Italjet era una roba incredibile, fantastico, vedere tutta la produzione dagli anni 60 in poi, che inizialmente si chiamava ITLMZ, poi è diventata Italjet. Parliamo di trofeo delle regioni di mini enduro, 7° posto per il Friuli Venezia Giulia. La squadra composta da De Monte, Marconato, Marello chiude nella top 10 a livello individuale, 3ª piazza per Marconato e 2ª fra le ragazze per Faganel. La selezione del Friuli Venezia Giulia è ritornata dal trofeo delle regioni di Rapino in provincia di Chieti con un buon 7° posto assoluto. La formazione è composta da Massimo De Monte del Motoclub Artrex, Sanni Marconato del Motoclub Gaerne e Tommy Marello del Motoclub Vafna si è piazzata nella top 10 alle spalle di colossi come il Lazio, vincitore, Lombardia secondo e Toscana terzo e davanti ai vicini di casa del Veneto. Un risultato importante su cui spicca a livello individuale la 3ª piazza ottenuta dall'isontino Sanni Marconato su Squarna 125. Il talento classe 2007 ha inoltre conquistato la 2ª piazza nella classe 125 mini. Nella gara di Chieti, con una prova di cross test e una di enduro test da ripetere 5 volte, spicca anche il risultato ottenuto da Emily Faganel, campionessa tricolore mini enduro del 2022, che a Rapino ha chiuso 2ª alle spalle di Carola Lamantia, rider che la stessa pilota aveva battuto in campionato. Per Faganel del Motoclub Carso, quella del weekend abruzzese, si è trattata dell'ultima gara di mini enduro, dato che nel 2023 salirà di categoria.